La nostra responsabilità è quella di portare in Consiglio regionale e alla Giunta regionale i 5 punti che ci sono stati presentati oggi dal Comitato e delle associazioni che fanno parte del gruppo No Inceneritori Fusina, da ISDE, Medici per l'Ambiente e dai Fridays for Future. L'obiettivo è quello di avere quindi trasparenza dei dati sulle fonti di contaminazione da diossina, fase e inquinanti in generale nella zona particolarmente sottoposta a una pressione che è quella appunto attorno a Marghera nel veneziano, chiedere di valutare in maniera oggettiva i nuovi impianti e i vecchi impianti, chiedendo di fermare qualsiasi valutazione di impianti che possono aumentare il carico di esposizione da un punto di vista sanitario, di prevenzione sanitaria, di interloquire insieme alle istituzioni e agli enti di ricerca per attivare nuove indagini e attività di ricerca, aggiungerei, proprio per fare prevenzione e per aiutare i cittadini a non subire le conseguenze negative da un punto di vista di salute e un'azione evidente rispetto alle contaminazioni emergenti. Oggi abbiamo parlato anche di perfluoralchilici e venendo dalla zona più contaminata la necessità è quella di fare squadra riconoscendo che oggi in complessiva nel Veneto abbiamo un problema che è quello della gestione delle contaminazioni emergenti che deve esigere una politica che non sia attenta esclusivamente alle procedure tradizionali ma che sia coraggiosa e richieda di avere limiti e indicazioni da un punto di vista tecnico attraverso l'attività di ricerca utili per prevenire questi danni sanitari. La prevenzione deve essere l'attività politica per eccellenza, perché se si vuole servire la cittadinanza, sì, si deve garantire la continuità da un punto di vista economico, ma non può essere fatta a discapito della sicurezza dei cittadini, specie dei più piccoli. Purtroppo i dati confermano ancora una volta, come se fosse necessario, quello che già si sapeva, quindi che l'area inquinata di Porto Marghera è estesa, non è solo in quella determinata zona, ma numerosi sono gli elementi insomma, che determinano un certo grado altissimo di inquinamento. Cosa che ci deve assolutamente allarmare, che deve allarmare prima di tutto la politica e quindi già a suo tempo mi ero occupata di investire la Giunta regionale della questione dei biomonitoraggi da effettuarsi preliminarmente all'avvio di nuovi inceneritori. Questo per quanto riguarda l'area di Fusina ma anche per i nuovi inceneritori che la Regione del Veneto è pronta ad autorizzare, lo ricordiamo. Un altro vulnus a quella che era la programmazione regionale del DEFR in cui era stato approvato un mio emendamento in cui si decideva in sostanza di abbandonare la logica dello smaltimento in discarica e dell'incenerimento dei rifiuti, cosa che dice da anni ormai l'Unione Europea. Il mondo sta andando in direzione opposta alla nostra mentre noi continuiamo a incenerire i rifiuti. Questo provoca danni alla salute e noi dobbiamo tenere assolutamente conto di questa questione. Chi ha i danni maggiori sono purtroppo i bambini, tenera età anche, i dati di questo studio lo hanno dimostrato in pieno, come era dimostrato già nei rilievi tra febbraio e aprile di quest'anno l'altissima concentrazione di benzene in un'area di Malcontenta, quindi a poche centinaia di metri da dove sorgerà potrebbe sorgere il nuovo impianto di Eni per l'incenerimento dei fanghi, che Eni non ha smentito, potranno incenerire anche PFAS, quindi altri elementi nocivi. Appunto questi sforamenti, questi 44 sforamenti di benzene erano stati rilevati in una zona dove si trova una scuola elementare frequentata da tanti bambini della zona. Quindi le prime vittime dell'inquinamento sono i bambini e di questo la Regione deve farsi carico. È abbastanza difficile dire che basta un uovo per provocare problemi. Noi parliamo del fatto che con un uovo si supera il limite già di più volte, anche fino a 5-7 volte, la dose tollerabile settimanale. Cerchiamo di capire cosa, stiamo parlando di diossine, cerchiamo di capire cos'è questa dose tollerabile. È la dose al di sotto del quale non si sono osservati effetti tossici immediati evidenti. È una dose cautelativa, non è l'estremo, diciamo, però se la superiamo già 7, 8 volte, 15 volte con un solo uovo, chiaramente rimane il problema di come fa il corpo di questo bambino a limitare i danni di tutto il resto delle diossine che gli arrivano dagli altri alimenti.
Allora, innanzitutto occorre cambiare un po' anche l'ottica di osservazione della tossicità delle sostanze, smettendo di considerarle separate le une dalle altre come dei compartimenti e unendo invece nell'analisi più sostanze chimiche per vedere che effetto fanno sul corpo umano. Questo ci porterebbe a ridurre i limiti di esposizione, perché se il danno si verifica a dosaggi più bassi, con le miscele noi facciamo limiti di legge più pertinenti per salvare la salute delle persone. L'altro problema è quello che anche le aziende che producono ed emettono sostanze tossiche vengono valutate una per una. In realtà noi dovremmo valutare quanto ciascuna azienda aggiunge al carico di sostanze tossiche che noi respiriamo, ingeriamo coi cibi o prendiamo con l'acqua. E quindi questi sono i principi. Il terzo principio sarebbe quello di non usare più il principio di chi inquina paga, perché si è visto che è fallimentare. In realtà le aziende in qualche modo chiudono, vendono, spariscono e poi sappiamo che i tempi di legge sono lunghissimi, quindi nel frattempo si continua a inquinare, mentre dovremmo ricorrere di più a quello che viene chiamato il principio di precauzione e una esortazione anche della Comunità Europea. Cosa vuol dire adottare il principio di precauzione? Quando di una sostanza si conosce già una relativa tossicità, si sa che può colpire l'ambiente, gli esseri che ci vivono o gli esseri umani, bisogna limitarne drasticamente l'utilizzo o addirittura abolirlo, come si è fatto per certe sostanze. I tempi non possono essere lunghissimi, perché in 10, 15, 20 anni necessari per fare questo 2 generazioni di persone si contaminano. Gli inceneritori notoriamente contribuiscono in maniera significativa alle emissioni, in particolare di diossine e PCB. Difatti nello studio di ARPAV sono stati fatti proprio dei rilievi intorno a questi impianti, perché sono considerati fonti di pressione, quindi in particolare per questo tipo di inquinanti. Però ovviamente è il cocktail di inquinanti che esce da questi camini che è pericoloso. Noi chiediamo una moratoria, cioè noi chiediamo di sospendere i progetti, di ripensare tutto il ciclo dei rifiuti, di approfondire in maniera molto più precisa e appunto andando a vedere gli alimenti, andando a vedere i suoli eccetera, di approfondire qual è lo stato dell'ambiente e lo stato della salute della popolazione prima di fare qualsiasi altra scelta. Fridays for Future da sempre parla e lotta contro la crisi climatica, ma abbiamo sempre rifiutato di parlarne come un concetto astratto e intangibile a livello globale, ma abbiamo sempre scelto di parlarne rispetto alle contraddizioni che esistono sui territori. Per questo ci mobilitiamo, per questo scendiamo in piazza, per questo diamo vita a occupazioni, mobilitazioni e diverse attività, soprattutto per quello che riguarda il nostro territorio. L'inceneritore è tra le principali battaglie che portiamo avanti, come tante altre problemi che sul territorio di Venezia continuano a essere portati avanti. La situazione è drastica, la questione dei biomonitoraggi lo testimonia, bisogna agire, bisogna farlo subito. Oggi siamo qua perché pensiamo comunque sia importante riuscire a usare spazi come questo per parlare di tematiche legate alla questione dell'inceneritore. Sappiamo perfettamente che la questione climatica, tanto quanto le singole tematiche come quella dell'inceneritore, purtroppo da qua originano e difficilmente qua trovano soluzione, perché purtroppo da troppo tempo le istituzioni, dalla regione alle amministrazioni locali, non si curano di quelli che sono gli interessi della cittadinanza e soprattutto della salute e della vita dei cittadini e cittadine. Ma come dicevo prima, la contraddizione non è nostra e forse chi si assume la responsabilità di decidere per tutti e tutto dovrebbe porsi il problema di su che territorio ha intenzione di decidere da qua ai prossimi 20 anni, visto che forse sarà estremamente difficile viverci.